Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera e ben ritrovati cari amici e amiche di 131. Oggi la nuova puntata di giovedì, una puntata dagli amici del Costa Orientale Sarda. Con me c'è il buon Roberto Pinna con due ospiti che definirli tali è riduttivo, con due amici d'eccezione. Ciao Roby. Ciao caro mio Andrea, ben ritrovati a tutti gli appassionati di Serie D. Hai detto bene, più che due amici sono un aspirante cuoco e un aspirante giovane, ovvero il buon Bono e il buon Cadao della Costa Orientale Sarda. Ben ritrovati ragazzi. Chi vuole iniziare per prima? Decidete voi. Rispettiamo le gerarchie, inizia prima Alessandro. Saluta. Buonasera a tutti. Buonasera ragazzi, allora prima di partire con le solite domande andiamo a vedere l'ultimo turno appena giocato. Partiamo appunto dal Costa Orientale Sarda che ha pareggiato per 2-2 in casa con l'Ostiamare, poi c'è il Budoni che ha perso per 1-0 in casa contro la Nocerina, prossimo avversario dei ragazzi di Mister Loi. Poi c'è Cassino Latte Dolce con una vittoria importantissima in esterna del Latte Dolce sul campo del Cassino. Poi c'è Cavese Gladiator, appunto una vittoria della Cavese per 1-0. Nova Florida Flaminia 0-3 per il Flaminia, mentre San Marzano Ischia 2-0 fuori casa per l'Ischia, un risultato anche questo importante. Si sono fermate invece Anzio Atletico Uri, Boreale Trastevere e Cinzia Alba Longa Romana appunto per gli impegni dei propri giocatori nella Viareggio Cup. Questa invece andiamo a vedere la classifica, una classifica che vede appunto Cavese capolista, diciamo a 9 punti in solitaria, dietro la Nocerina 41 punti, Cassino 40, Romana 40, Cos 38 punti, Ischia 37. Poi andiamo a vedere ciò che riguarda appunto le altre squadre sarde, la zona delle squadre sarde, ovvero il Latte Dolce a 28 punti alla pari di San Marzano, poi c'è il Trastevere a 26, l'Anzio a 25, l'Atletico Uri a 23 con una partita in meno, 22 punti per il Nuova Florida, 18 Gladiator, 18 Budoni e 16 Boreale. Partirei con la domanda appunto dal buon Alessandro Cadau. Ecco, non ti sentivo Roby, dimmi tutto. No, che starei ore ad ascoltare mentre leggi la classifica, proprio sei rilassante, non so, è rilassante, ci stavamo proprio rilassando. Si sente a casa sì, ma sto pensando di fare podcast per dormire, così magari riesco ad ascoltare. Perché sei meglio della melatonina, bravo. Assolutamente. Anche le indicazioni. Vai avanti. Certo. Comunque dicevo, Ale, parto con te per la prima domanda, un pareggio importante, avete dato dimostrazione di essere sempre in partita, ecco, la formazione con 10 undicesimi dei titolari sardi, con tanti giovani, te compreso ovviamente. Appunto, quello che ti voglio chiedere, questo è il segreto della COS per questo rendimento stagionale. Sì, hai detto bene, un pareggio importante, era una partita difficile, comunque si è visto, avevamo davanti una squadra organizzata e quindi niente, ci voleva una super prestazione per portare a casa punti. È stato così, niente, buona gara da parte di tutti. Il segreto è sempre il lavoro e lavoriamo tanto in settimana, siamo tanti grandi, quindi c'è tanta competizione, si va sempre a 1000 in settimana e poi
mister fa le scelte, chi sta meglio gioca e gli altri sono sempre pronti a dare il massimo, quindi il segreto penso sia sempre il lavoro, qua c'è la serenità giusta, quindi si può fare bene come stiamo facendo. Parla bene. Ha studiato, si è preparato. Ragazzi, quando uno si prepara per le dirette si vede. Vabbè, ha esperienza. Ha esperienza. Ecco, appunto, l'altra domanda che volevo fare a Bonis, volevo aggiungere, non volevo farti proprio una domanda, ma vorrei partire, appunto, siccome oggi è il World Thinking Day, ovvero la giornata senza internet, dove si pensa e si scopre la natura festeggiata anche dagli scout, partirei con... Ho studiato anch'io, mi sono preparato, ragazzi. L'ho conosciuta avanti ieri questa giornata. Allora, tu hai fatto gli scout? No, non li ho fatti, no. No. Sono autodidatta. Cioè sei un autoscout. C'è l'autoscout, esatto. Tu sei un autoscout praticamente. Bello. Ecco, appunto, siccome si sta nella natura in questo giorno, solitamente partirei con un quiz. Il tema del quiz è il birdwatching, ovvero scoprire le tipologie. Questo hobby, questa passione. Ecco, adesso vediamo anche se sei preparato, Fede, immagino di sì. Guardare gli uccelli. Nientissimo. Ah no, nientissimo. Ognuno ha i suoi gusti. Ognuno ha i suoi gusti. Esatto, se ci siamo allora partirei con il primo. Non è Roberto che si sveglia la mattina tutto spettinato. Questo è difficile. È un difficile. dubbio. Questo è il capovaccaio, dovrebbe essere. Oppure il gippetto. No. Vale la prima che ha detto, secondo me. Esatto. Attenzione, signori, cioè, alla prima così questo è anche difficile. Il capovaccaio. Bravo. Tu sai che assolutamente il capovaccaio sa cos'è il capovaccaio, lo sai? No, il capovaccaio. Quindi già uno su uno, precisissimo. Lui ancora non è che ha giocato, lui non lo può indovinare. No, è vero, il gippetto è diverso perché anche il barbiglio qua mi pare. Sarei io adesso. È l'avvoltoio degli Esatto. agnelli si chiama. Ora, stavo per dirla anch'io questa differenza. Il gippetto. Super Quark. Mettiamo una sigla di Super Quark mentre parla Bono, per favore. Ecco, ora passiamo con il secondo. Bogia, dai, il territorio di avvoltoi, lo sapete, ci sono i grifoni a Bogia? Sì. No, non so. Questa è pubblicità, però non puoi. Sì, esatto. Vi ricordiamo che siamo in campagna elettorale, non è che adesso qui, ragazzi, state buoni, per favore. Che... È sempre per me operare. Sono tutte per te queste. No, queste sono tutte per te. Semplice umile cormorano. Attenzione, perché O la c'è sbaglia. qualche nome specifico? Secondo me la sbaglia. Allora non te lo so. Se no non l'hai vista bene. Aspetta. Marangone dal ciuffo. Perché l'ha riguardato. Ti giuro, l'ho riguardato bene, c'è un marangone dal ciuffo. È giusto. Bravo. Io mi sono impegnato per mettermi in difficoltà, ma siccome mi sta un po' antipatico, buono, questa quasi non gliela darei. Ma è giusta? Sì, è giusta. È giustissimo. Che tu distingui. Andiamo. Perché c'ha il ciuffo. Ok, va bene. Questo è bello. Andiamo con il terzo, questo è molto bello. Il cormorano ve lo posso raccontare. Certo. Stavo pescando e a un certo punto inseguiva il pesce in canna il cormorano. Sì. Capito? Ce l'aveva in canna, proprio andava a cercarsi di mangiare. il cormorano o il marangone? No, era un cormorano. E invece il marangone non hai niente. Marangone no, forse non l'ho mai Hai avvistato. avuto qualche compagno che potrebbe essere definito come marangone dal ciuffo? Marangone dal ciuffo? Chi può avere un bel ciuffo così? Beh, dei Monti sono. Stavo per dire del Monti. Ma dei Monti sei un po' un marangone. È un dal marangone. ciuffo. Sì, dai, ci sta. un Io andrei avanti. 2-0, occhio. Ciao Demo. Andiamo avanti. Questo è lo stesso, è difficile. Questo è difficile. Allora, qua ci devo ragionare. O è un mestolone? La seccata. Vabbè, dai, come cavolo fa? È un mestolone. Come fa? È un mestolone? È un mestolone. Ok, È un va bene. mestolone. Come si distingue Gli un anati. mestolone? Perché guarda, vedi che ha il becco molto pronunciato, quindi il mestolone sicuramente deriva anche da quello. Dovrebbe essere. Questa spiegazione non mi è convinto per Sì, niente, il mestolone però... può essere, sì. Ok. Poi le anatre sono tutte specie, gli anattidi. Sono Anattidi? gli anattidi. Il prossimo lo sbagli. Il prossimo lo sbagli. Però è un mestolone. Diciamo che ormai non c'è neanche più la suspense di capire se la indovina o meno. Inventa, Esatto. disegna un uccello, lui lo indovina. Cioè, disegna... lo sai. Questo è difficile. Allora, Evidente. questo è un torcicollo. Io me ne vado, ragazzi. Dai, vai via, saluta e vai via. Dai.
È un torcicollo. È un torcicollo, ma dal collo. Però si assomiglia anche al succiacapre. Cercate poi il succiacapre, si chiama Se lo così. stai inventando. Non No, esiste no. nessun uccello che si chiama succiacapre. Succiacapre, è simile come uccello. Questo apre la bocca che diventa grandissimo. Sì, L'ho detto io che... Vabbè, io queste due non sono difficili, però lui... Tra l'altro il succiacapre si chiama mi sa coprimulgo eurasiatico. Tra l'altro ricordiamo che questa diretta tra l'altro è anche pagata, spero, dalla Regione Sardegna, perché stiamo facendo uno sponsor clamoroso alla Forestas. Esatto, all'ente Forestas. Vai con l'ultima. Andiamo con l'ultima. Ho pochi dubbi che... Difficilissima, è troppo simile Ha troppe cose. Ha troppi Questo è simili. troppo Mi hai difficile. indovinato 4 su 4 per adesso. Vediamo l'ultima, se fai 5 su 5. Un nibbio. Nibbio. È un nibbio? Ma come No. nibbio? C'è il nibbio, No, il nibbio no, fa. L'hai sbagliata. Aspetta, fammi ragionare. Sono molto Non è che abbiamo simili. tutta la sera, Mettiamo un La tempo. poiana no. No, adesso io Nibbio, non lo poiana. so, non lo Fammi so. pensare Pazzo, ai rapaci. No, dammi qualche chance. Scommettiamo che tu No. digli a Cadao che la sa. Ma guarda che la dico io. La sa, guarda, se non l'hai Aspetta, indovinato tu, No, la non indovina lui. dilla. La dico, Sì, la dico. Albanella. No. No, vabbè, che stiamo parlando. La sai. Secondo me Ale la sa, Bianco, questo è un biancone, No, dai. no, Bravo, no. assolutamente. Pieno di biancone a Ottana. I rapaci sono difficili, sono troppo simili tra di loro. Devo studiarli ancora. Allora, io sono prima cresciuto di andare in- avanti, siccome veramente non lo so come definirlo, comunque non hai fatto tanto bene, io mi giocavo il tuo 5 su 5 e mi hai un po' deluso, devo essere sincero. Vabbè, Siccome abbiamo parlato di... potevi mettermi però una risposta multipla sull'ultima almeno, dai. Eccolo, cosa ha messo? Non lo so. Coprimuldo eurasiatico. Il succiacapre. Vedi, guarda, si assomiglia molto, guarda. Sì, se fai così non ti vedi nell'inquadratura, se vuoi tornare da noi, grazie. Guarda che è molto simile. È molto simile, sì. Sta migliore, perché non fate un podcast? Tu e Andrea Olmeo, tu leggi tipologie di classifiche dalla Serie A, Esatto. Serie B, Serie C, ok? E do la buonanotte. No, siccome Andre prima io non farò domande in questa diretta perché sono veramente un presentatore senza meriti sportivi in questo caso, guardiamo lo sponsor di giornata, perché abbiamo parlato dello sponsor Forestas, ma questa trasmissione è sponsorizzata da un personaggio importante anche qui della zona, Spostamento Terre Aloia. Se avete bisogno a casa si sta differenziando perché quest'anno sottoporta benino, però deve essere rivisto invece con lo smontamento terre, scavatori, insomma, se vi serve qua in zona chiamate Aloia, poi a fine diretta metteremo i contatti, ci tiene, okay. Comunque uno Sì, assolutamente. è affidabile, è affidabile. Qui chiamatele, è sponsorizzata anche dai compagni. Vai pure Andrea. Assolutamente, io direi che oggi siete stati all'allenamento del COS, andrei a vedere, appunto avete fatto un gioco con Ale e Federico, andrei appunto a vedere e gustarci questo gioco durante l'allenamento. Ti dico, meglio con il riconoscimento delle varie specie di uccelli che a livello con i Forse lì riesco a vincere. Sì, forse sì. Se siete andiamo a vederlo. Andiamo. Uno a destra, dai, vai, buono. Vai Ale. Dai. Vai. Adesso. Comunque si può sembrare una trappola, cioè possiamo giocarcela con Eccolo. Aia. Eccolo, l'ha toccata. A quanti tiri siete? 3. Oggi Siamo già 2-1, poi se la conti doppia sono 3. 3, 2, 1, dai. Fai questa e hai vinto, senza pressione, Ale. Io posso pareggiare forse. Senza pressione. Può pareggiarla. Anche questa ha fatto il rumore, Fred. Vabbè, a 6 la facciamo a 6 tiri. Eccola qua. Vabbè.
col mancino. Cosa aggiungere? È finita. Vabbè. No, diciamo, caro Andre, che cosa hanno scommesso? Hanno scommesso una cena a base di pesce. Il buon buono, che ha malamente perso, ne ha tirato un paio che non commentare, bravo, commento io per te, ha perso una cena di pesce e si è azzardato a dire adesso, mentre riguardavamo queste prodezze solo di Cadau, che porterà a cena di pesce a casa sua. Certo, perché il pesce è biologico a chilometro zero. Non esiste. È un po' braccino corto. Ma la cosa è perché devi lo sai pagare. perché loro non capiscono il valore che c'è nel pescare il pesce e poi La cucinarlo. verità è che loro capiscono il valore che tu devi Non- pagare, è un altro tipo di ma valore. non capiscono quello che c'è dietro. Poi dopo scegliamo il ristorante. Perfetto. Vai pure, Andre. Non ti sentiamo. Dicevo che io capisco solo il valore di mangiarlo, come si può notare, perché in cucina sono disastroso ai fornelli, ma in tavola No, adesso quello è sono bravo, quello gli va bene. riconosciuto, sa cucinare bene. Beh, se cucina come indovina le specie di animali, assolutamente possiamo stare Non come tranquilli. prendo la traversa, però, se no... No, No, vabbè, Posso assolutamente. confermare che in cucina è bravo. Posso confermare. Attenzione. Posso confermare. Ale, ora invece veniamo da te perché ovviamente è anche il tuo turno, siccome ci hanno detto che tu... temi di campo, Bellissimo. A noi piace così, dai. Ragazzi, giovedì è questo, è divertimento, anche perché Ale, sappiamo che tu sei un po' maniacale nella pulizia e nell'ordine, appunto per questo motivo abbiamo deciso di fare con te un gioco che riguarda appunto il tema pulizia. Devi indovinare i prodotti di pulizia per la casa. Il primo è questo. Sei così maniacale. Normale. Che prodotto è questo? Questo è Muie. Grande! È Mastro Mui! Come fate a indovinare Mastro Mui subito la prima? Glielo diciamo ovviamente perché lui al momento è a 80 km di distanza da noi, qualora Per fosse più fortuna. vicino sarebbe Mastro Mui, nessuno di noi avrebbe niente da dire. Bello. Esatto, l'importante è che non stiamo... Strolindo, dai. Digli qual è il vero... Ovviamente non è questo il vero quiz perché era giusto una gag ho provato a far picchiare Roberto Pinna dal buon Davide, però non ci sono riuscito. Era già Non è che 80. siamo in diretta con voi ancora nella mia città. Ne ho esperienza prima di te. Ora invece il vero quiz riguarda le magliette da calcio. Devi indovinare di che maglietta da calcio ti mostro. Partiamo Spiego con la meglio. prima. Abbiamo oscurato lo stemma della squadra e tu devi dirci che squadra è. Guardate però come abbiamo oscurato lo stemma con uno che raccoglie ovviamente sempre le specie animali. Questo è un gheppio. Questo è un gheppio. No, poverino, lo sai, l'avevamo portato... Un aneddoto per uccello, è una cosa clamorosa. dal veterinario, aveva mangiato una blatta avvelenata. Poi il veterinario non mi ha fatto sapere niente, quindi sicuramente è morto. No. Perché se Tra l'altro questa foto... la forestale ti chiama per liberarlo tu personalmente nel luogo dove l'hai ritrovato. Cioè, perché ormai si è creato un legame tra te e il No, gatto. però ti chiamano per liberarlo. Però non si sono fatti sentire, vuol dire che Sì, non è... un po' San Francesco, fate le battute. Un Mi faccio pochino. il... Cos'è il... Certo che te ne sono successe cose di questa vita. Ma perché vengono da me gli animali. Per quello ha scelto di giocare con voi. E ricordiamo Tra l'altro, che sono 80 chilometri. Roby, a proposito di San Francesco, questa foto gli è valsa al buon buono l'Oscar San Francesco nei meme appunto dell'anno scorso. Quindi... Sì, avevi vinto l'Oscar. Però tu stai prendendo tempo. Che squadra è? Esatto. Bravo, Milan. Vai, andiamo. Esatto, avanti. questa... Troppo semplici gliele fatte. Questa? Cioè, le mie, E questa non è le mie erano difficilissime. Però ci sei Fai vedere, fai vedere. Ehi, non dire nulla, no. Il City. Giusto. Assolutamente giustissimo. Adesso iniziano le difficili, dai. Questa inizia a essere un po' più impegnativa. Sì, questo è impossibile. No, non è possibile. Questa è la squadra di Cristiano Ronaldo. Come si chiama? Occhio. Al-Nazari, non lo so. A C7 non è Al-Nazari. Però la considererei come giusta. Però, sì. Però troppo semplice. No, come Le mie- semplici? In confronto, le mie erano Ma difficilissime. che Io difficili, figli dai. con gli animali, non è che sono- Se c'è il mini zoo, c'hai a casa. Vai. Sì, avevo prima, non posso dire che non avessi La spalla. La spalla. Questa invece è la prossima, senza neanche pensarci, l'ho indovinata. L'ultima L'ultima è difficilissima. è la più difficile, mi sono impegnato nel trovarla. È l'ultima. Questa è difficile.
E qua è difficile. Pastifici Questa è Masciarelli. anche cioè, adattata. Zero. Questa, Niente cioè, aiuti. Sembra quella di Oli e Benji. dai colori devi andare qua. Prova dai Questi colori. anni 60, il Bari, cos'è? È una squadra che ha vinto tanto. È una squadra che ha vinto tanto. Allenata da un grandissimo del pallone italiano. Non è Il Napoli. Ma che? No, basta, è sbagliata, ragazzi. non Dai, so. più di così Digli, è la Longobarda. No, È la Longobarda. parità. Avete fatto parità, però comunque ha vinto lui sulle traverse. Beh, Vabbè, è un gioco a parte quello. Qua non li va bene il rischiamo, pareggio. rischiamo. Ok, pareggino. qua il pareggio va bene, ma la cena la devi pagare. Ci prendiamo un pareggino. Abbiamo anche domande magari di campo per i ragazzi o vogliamo così continuare? Sì, assolutamente. La domanda di campo prima l'ho fatta al buon Cada, ora invece la voglio fare al buon Bono. Nell'ultima partita si è rivelato difensore, goleador. Oggi ti abbiamo scoperto anche membro onorario dell'agenzia Forestas. Quello che ti voglio chiedere è appunto, state facendo un campionato straordinario, avete lottato, siete stati nelle prime posizioni per tanto tempo, ora state lottando nella zona playoff, però sempre l'obiettivo e il mantra del buon Mister Loi è quello della salvezza a quota 44 punti. Ecco, però quello che ti voglio chiedere, ti aspettavi questo risultato, queste prestazioni, questo rendimento soprattutto? Ma diciamo di sì, perché comunque guardando il progetto, l'organico della squadra, obiettivamente dobbiamo anche essere consapevoli delle nostre qualità e dell'ambizione che c'è anche attorno a questo progetto. Quindi il fatto di essere già da subito lì dentro la zona playoff va a confermare, insomma, la forza di questa squadra. Siamo un gruppo numeroso dove davvero siamo tutti titolari, perché chiunque giochi dimostra davvero di essere un titolare. Questo è anche il valore e la forza aggiunta di questo gruppo. E niente, quindi ok raggiungere, è vero, la quota salvezza. Siamo lì dentro i playoff e dobbiamo, insomma, mantenere questo come obiettivo. Anche, insomma, c'è da stimolo per dare sempre di più. Tu hai studiato di più, secondo me, di lui. Mi sei piaciuto di più. Questo migliore con le tortore là, quelle robe là, i colombacci. Sta meglio sui colombacci. Lui è più un colombaccio. Vabbè, ci sta. Lui non suo. Giusto. Invece Ale, la domanda che voglio fare a te, qual è la squadra che ti ha stupito di più del girone? Perché la Cavese sta facendo un campionato importante, c'è una Nocerino prossimo avversario che ha un rendimento nelle ultime partite, ha vinto le ultime 6 gare ed è appunto una squadra lanciatissima. Ecco, qual è però la squadra, quella che ti è piaciuta di più, dell'avversario che si è divertito di più nell'affrontarlo? Ma insomma, squadre, tutte le partite sono difficili, lo sappiamo, una frase fatta, però sinceramente mi ha impressionato tanto la Romana e anche l'Ostia. Anche l'Ostia sono veramente delle squadre con organici importanti e organizzate, messe bene in campo, proprio difficili da affrontare. Secondo me domenica loro hanno reso la nostra partita un po' più difficoltosa con tanto merito loro, perché comunque noi l'abbiamo preparata bene, però loro sono stati bravi a contrapporsi, insomma, a tutto quello che avevamo preparato. La Romana poi sì, abbiamo perso in casa, insomma, anche una bella batosta, quindi però no, a me sinceramente dal campo ho avuto l'impressione che queste due squadre avevano proprio un passo in più. La Romana mi ha impressionato e anche l'Ostia domenica mi ha dato veramente una buona impressione, mentre nelle altre forse anche perché comunque nel nostro periodo migliore, diciamo, sono state partite un po' più combattute, più da pari. Cassino, dicevi? Sì, anche Cassino. Insieme a queste che Tony aggiungo anche il Cassino, che ci ha messo molto in difficoltà, e poi comunque anche loro, anche a livello di numeri, il fatto che abbiano subito così pochi gol, che sono comunque non subiscono, mi pare, mai più di un gol quando perdono, quindi vuol dire che sono numeri importanti, infatti si trovano lì e sono un'ottima squadra anche loro. Oppure stanno sparando gli uccelli per boom. Esatto, può essere
Ecco, diciamo il Cassino appunto che tra l'altro nell'ultimo periodo ha avuto un rendimento straordinario, ha fatto l'ultima però l'ha persa contro il Latte Dolce, però andiamo ad analizzare, andiamo in chiusura, vi lascio liberi da Roberto Pinna per questa serata, andiamo in Sarebbero chiusura. come penso 6 giorni, buono soprattutto perché anche io sono bravo cucinando, però Sì, carne, facciamo- io faccio facciamo una carne sfida. Perfetto. Ci sta. No, io avevo una domanda per Bono, visto che andiamo sul prossimo turno, una domanda mi sono preparato, e quindi una volevo fargli a Bono. Andiamo, partita importante, anticipata al sabato, contro la Nocerina, che partita ti aspetti? Ma guarda, la stessa partita che abbiamo affrontato con l'Ostia. In questo caso loro sono 3 punti da noi, mi pare. Dobbiamo fare i punti. Quindi andiamo lì a viso aperto per giocare la nostra partita senza timore. Sappiamo che comunque andiamo in uno stadio importante, una società blasonata e tutto quanto, però andiamo lì per fare la nostra partita. Diplomatico, no? Che stai imparando? Stando al fianco tuo, Parole sta giuste, crescendo, sì, ragazzi. Le sta pesando. Bravo, sta migliorando. Andre, ti ho interrotto, scusa. Ecco Roby, no, ma ci mancherebbe, mi hai anticipato, anzi mi è servito un assist per andare a vedere il prossimo turno. Il Latte Dolce ospiterà sabato Lazio, mentre Atleticuri San Marzano, abbiamo scritto anche questo pomeriggio, è stata posticipata al 6 marzo. Poi la Costa Orientale Sarda, come ho detto, farà visita alla Nocerina, poi trasferta importante per il Budoni, uno scontro a salvezza contro il Gladiator per gli uomini di Mister Petrone per rilanciarsi in vista del finale di stagione. Poi abbiamo la parità tra Stevere Cavese, Ostia Mare Nuova Florida, Romana Cassino, Ischia Boreale e Flaminia Cinzia Albalonga. Bene, direi che la mia dose finale di relax. Una domanda Sì. a tutti e due. Non gioca, se non giocasse Nocerina Cos, che partita ti guarderesti? Secondo te qual è la partita più bella del weekend? Allora, di queste ti dico, Romana Cassino. Romana Cassino, per te? Confermo. Pensavo dicessi Flaminia. No, confermo. Partita Mi piace da molto la X. Romana. Sì. Prima però avete fatto tutti i bravi, le squadre, qual è la squadra che ti ha deluso di più? Perché ci sono tante squadre che hanno deluso. Questo... Vabbè, sicuramente il San Marzano per l'organico e le spese che ha affrontato la società, forse doveva già stare lì dentro, lottare per un posto nei playoff, se non per addirittura il salto esatto. Confermo, sì. San Marzano anche alla Balonga, insomma, visto l'organico, visto il mister, la società, pensavo fosse in alto, sì, un po' più in alto. Sì, ma guarda, quest'anno davvero sono tutte squadre. Sì, ma ve lo dite ogni anno. No, ma io non posso secondo me fare le trasmissioni. no, quest'anno è ancora più. Se tu pensi anche a Flaminia. L'anno prossimo ci ritroveremo, non lo so dove ti spediscono l'anno prossimo perché ho già contattato lui per non tenerti, ma ci ritroveremo tipo a non lo so, a Lilva Maddalena. È sempre che allora il girone. Saremo io e te, esatto. Oppure tu che non sei abbastanza. No, sto scherzando, sai che ti voglio bene. Vai Andrea. Bene ragazzi, siamo in chiusura, innanzitutto ringraziamo il COS per averci dato ospitalità nella zona dove accade la magia. Come vedi siamo davanti alla tavola della clubhouse della COS, l'unica cosa, grazie per Buono e Cadavere, la prossima volta con Francesco Aresu volevamo una fregula, un culurgione, su qualcosina così, culurgione strano perché c'è il formaggio, però qualcosina, uno sfizio. Prossima puntata giovedì culinario, allora, che saremo ospiti. Chi è il più bravo a livello di cose culinarie dentro la squadra? Penso io, dai. Vabbè, però non è che puoi essere perché forse confermo. a cui piace cucinare forse non ce ne sono. Non ti a me piace però mangiare, basta. Allora mangio. Vabbè, allora ne portiamo altri due dell'intervista che tu cucini. Facciamo così, dai. Bellissimo, benissimo ragazzi. Come detto, grazie Roberto per avermi fatto compagnia, ringraziamo Francesco Aresu che è nelle retrovie, che sta gestendo la regia. Vi ringraziamo a chi ci ha seguito e vi aspettiamo alla prossima puntata. Ringraziamo soprattutto Paola Cama che ha portato i dolcetti, cioè perché Bono è un maleducato, non ha parlato niente, ma Paola Cama che è veramente una signora, esatto, sotto tutti i punti di vista, ha portato i dolcetti buoni, non te ne lascerò. Assolutamente, Paola MVP di oggi. Ovviamente ringrazio Roberto e Francesco per non lasciarmene, perché vogliono bene alla mia linea. Detto questo, mi sto dilungando anche troppo. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Direi sigla.
La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.